oggi al Duca degli Abruzzi è venuta un'attrice che ci ha parlato dei problemi e delle dipendenze, spiegandoci questi problemi facendo alcuni giochi. Oggi abbiamo usato il teatro per stimolare i ragazzi a mettersi in gioco su un tema che è strettamente collegato comunque alle dipendenze, che è quello della relazione. Quindi li ho guidati nel ritornare in relazione con loro stessi, quindi con il proprio corpo, con la voce, che è sempre molto difficile da tirare fuori, e poi nella relazione con l'altro, perché il principio è proprio questo. Molto spesso nelle dipendenze la sensazione di solitudine è quella che guida, e quindi costruire dei rapporti basati sulla fiducia, sulla comprensione, anche senza parole, è qualcosa di veramente importante. Questa attività che abbiamo fatto oggi è stata molto interessante dal mio punto di vista, perché ci ha aiutato come classe a coalizzare come gruppo, come comunicazione, a stare assieme e magari a scoprire qualcosa dei nostri compagni che non spesso ci diciamo, non abbiamo l'opportunità di dirci. Questa attività che mi ha fatto riflettere, che ci ha fatto creare un buon gruppo classe, l'attività è stata molto divertente e efficace per il progetto che stanno creando. È stato veramente costruttivo, soprattutto per le persone che hanno bisogno e che magari a volte non si riesce a captare un sentimento, un atteggiamento degli occhi magari che guardano un po' più in basso, un campanello d'allarme. Questa attività mi è piaciuta molto perché è un'attività diversa dalle altre che svolgiamo normalmente a scuola. E mi piace perché abbiamo poche relazioni al pomeriggio. Stiamo sempre a casa e quindi non abbiamo nessuna relazione, e quindi questa attività ci fa legare di più tra amici. Trovo questo tipo di attività molto positiva, perché coinvolge un po' tutti, non è la solita lezione frontale che stanno lì, fanno finta di ascoltare magari e non ascoltano. E li ho visti anche molto entusiasti. Mi è piaciuto il lavoro che abbiamo svolto perché è stato un lavoro diverso che facciamo tutti i giorni, è una cosa che non ho mai fatto, quindi anche teatro non ho mai fatto nessuna esperienza di teatro. È stato un lavoro interattivo, soprattutto anche molto collettivo, perché bisognava instaurare dei rapporti con delle persone. Io sono una persona anche un po' timida, quindi un po' di fatica la faccio, insomma. Però è stato divertente ed è piaciuto. Un'attività molto importante, secondo il mio punto di vista, che ha aiutato molte persone, tra cui anche me, molto timide, ad aprirsi agli altri. Ho visto questa attività come un'attività molto utile perché vedo che abbiamo sempre meno relazioni con gli altri, siamo sempre più chiusi e questo non va bene, non fa bene proprio perché questo qua incoraggia magari le dipendenze. Ho potuto vedere come i ragazzi attraverso questa bellissima esperienza hanno potuto esprimere le loro emozioni, la loro voce anche attraverso queste tecniche teatrali, e soprattutto hanno sperimentato attraverso il corpo quello che può essere anche il loro mondo. Molto divertente, simpatico, ci ha fatto ragionare molto e da rifare. Mi ha fatto imparare come aprirmi verso i miei compagni e come relazionarmi. I ragazzi sono liberi di esprimersi e di dimostrare un po' il carattere che ciascuno ha, i più timidi, i meno timidi, e comunque vedere che in questa classe in particolare è stata una classe molto unita e quindi è stato molto piacevole. È stato bello, divertente e è uscita una bella cosa. Ho appena partecipato a questa attività con i ragazzi, veramente fantastica, è un'attività che riempie il cuore di gioia. È stato molto interessante vedere come ci siamo relazionati tra noi e come l'imbarazzo è sparito subito all'inizio dell'attività. È stata utile anche perché abbiamo capito magari che ci si può divertire anche senza per forza
usare sostanze che ci sballano, ma comunque anche stare insieme, ci si può divertire anche stando insieme. Penso che l'attività che abbiamo svolto oggi sia stata molto divertente e utile per la crescita personale e collettiva comunque della classe. Per noi giovani soprattutto è molto importante fare queste attività anche per relazionarci un pochino di più tra di noi, come classe, come studenti che insomma abbiamo 17 anni e su certe cose magari ci crediamo grandissime ma in realtà siamo piccoli così. Mi ha colpito molto perché pensavo che invece spiegavano, facevano cose un po' noiose, invece ci hanno coinvolto ed è stato bello, grazie. È molto interessante perché al giorno d'oggi abbiamo sempre i social e quindi è meglio avere anche a che fare con gente oltre che guardare i cellulari. Buongiorno a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati alla quarta edizione del Festival Cambio Gioco, la settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, organizzata da ULSEI Euganea di Padova in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM. Ringraziamo tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i numerosi partner e media partner che a vario titolo la sostengono. Siamo a Padova, ci troviamo all'interno della bellissima Sala della Carità e stiamo trasmettendo come sempre in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULSEI. In questa settimana stiamo parlando di prevenzione, promozione della salute, grazie alla presenza di numerose personalità di livello nazionale e internazionale, esperti di benessere psicologico, di educazione, di gestione del denaro, di filosofia, neuroscienze, di giornalismo, dell'uso consapevole delle nuove tecnologie e molto altro. Il titolo di questa quarta edizione di Cambio Gioco è Giochiamo di anticipo e l'obiettivo, ovviamente, è di fare prevenzione e diffondere la cultura del benessere e dei comportamenti sani. Sapete ormai che esiste un sito dedicato a questa settimana, si chiama www.cambioGiocoUlsei.it e da questo sito potete scaricare tutti i materiali promozionali e trovate anche il programma. Inoltre nel sito rimangono a vostra disposizione gratuitamente le videoregistrazioni di tutti gli incontri di questa quarta edizione e delle precedenti. Vi invitiamo quindi sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali, ringraziamo le molte persone che stanno rilanciando i nostri appuntamenti e salutiamo ancora una volta il pubblico che ci segue da remoto. Salutiamo però anche le persone che sono presenti in sala e in particolare, come sempre al mattino, abbiamo le studentesse e gli studenti. E allora, grazie per la loro presenza alle ragazze e ragazzi delle classi terze dell'Istituto Duca degli Abruzzi di Padova, che sono anche i protagonisti del video che avete visto poco fa. E insieme a loro c'è la classe quarta B del Liceo Ippolito Nievo di Padova. E quindi benvenuti, fatevi anche sentire con un bel applauso. Collegati con noi ci sono anche la classe terza D del Liceo Scienze Umane del Liceo Duca d'Aosta di Padova, in particolare le classi seconda C, seconda D, seconda F e prima C, e quindi li salutiamo e li invitiamo a interagire anche da remoto perché, come sapete, potete tutti commentare le nostre dirette. Passo ora la parola per un saluto istituzionale alla dottoressa Eleonora Sale, che è la direttrice dell'unità operativa complessa Infanzia, Adolescenza, Famiglia, Consultori, distretti Padova, Bacchiglione, Terme, Colli e Piovese. Benvenuta dottoressa, grazie per essere qui.
Grazie come sempre dell'invito. Io porto i saluti di tutta la mia unità operativa complessa, che è un'unità operativa che comprende i consultori familiari, i servizi dell'età evolutiva e la neuropsichiatria infantile. E come neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta dell'infanzia e dell'adolescenza sono particolarmente contenta di essere qui a portare i saluti in questa giornata, questa mattinata che parla del gioco, perché il gioco per noi terapeuti è uno strumento di lavoro, è la via regia per esplorare il mondo interno, le emozioni dei bambini. Ed è, come dire, il gioco non è solo appannaggio dell'età evolutiva, perché è un'esperienza trasversale, una modalità comunicativa, trasversale a tutte le fasi della vita, in realtà non solo della vita umana, perché giocano anche gli animali, species e cuccioli. Quindi gioca il bambino, giocano gli adolescenti, giocano anche gli adulti, ed è molto importante poter mantenere anche nella vita adulta viva quell'area infantile che ci permette di attingere all'esperienza relazionale, al piacere condiviso, perché il gioco è l'esperienza creativa per eccellenza. E stavo pensando, venendo qui questa mattina, che mi sembra anche particolarmente attuale come è stata descritta la nascita del gioco da Erodoto, che parla della nascita del gioco in un paese dell'Asia minore, la Lidia, che stava affrontando un periodo di guerra e il popolo aveva fame. E quindi avevano inventato dei giochi con i dadi, con gli astragali, e passavano la giornata a giocare in modo tale da non sentire gli stimoli della fame. Poi dopo questa giornata passata a giocare, il giorno dopo mangiavano per ritornare a giocare. In questo modo, la narrazione dice che il popolo è riuscito a sopravvivere per più tempo alla carestia della guerra. Quindi, parafrasando un spot pubblicitario che molti di voi non conoscono per età, ma in cui si diceva che chi beve birra campa 100 anni, mi verrebbe da dire che il gioco veramente aiuta l'essere umano a sopravvivere più a lungo e a vivere anche meglio. Quindi grazie e buona giornata. Grazie a lei, dottoressa. Grazie a lei. Lasciamo la parola alla dottoressa Barbara Battocchio, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice SERD Este Monselice. Buongiorno, dottoressa. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti i presenti e anche naturalmente a tutte le persone che ci seguono online. Io porto i saluti da parte della direzione dell'azienda ULSS 6 Euganea, in particolare da parte dei nostri direttori del Dipartimento Dipendenze, che appunto assieme ad Alterevo e AIM abbiamo organizzato questa quarta edizione di Settimana della sensibilizzazione e della prevenzione. Oggi iniziamo la terza giornata. Sono contenta di come sta andando, perché gli spunti, le relazioni che abbiamo avuto lunedì e ieri ci hanno aperto veramente degli sguardi su delle tematiche che non sempre guardiamo, affrontiamo. Stefano Saudino ci ha aiutato a dare l'importanza al fermarsi per imparare di più ad ascoltare e a riconoscere quelle che sono le nostre emozioni. Matteo Saudino ci ha detto, anzi ha fatto un inno alla noia come capacità di fermarsi e di scoprire chi siamo e di scoprire quali sono i nostri desideri. Ieri poi abbiamo attraversato una storia, anche una storia di dolore, attraverso il racconto di come si affronta invece la patologia del gioco d'azzardo patologico. Ieri sera
E invece abbiamo avuto un po' un excursus sociopolitico di come siamo arrivati oggi alla problematica del gioco d'azzardo. Ecco, oggi il titolo mi piace, giochiamo di più, riprendiamo a giocare, ok? E mi viene da dire solo una cosa, che il gioco è quello che ci accompagna da sempre, è quello che permette ai nostri bambini, comunque ai bimbi, di sperimentare il mondo. Quindi oggi lascio la parola al nostro relatore, che ringrazio per essere qui con noi, e buon ascolto a tutti. Buona giornata. L'incontro di questa mattina si intitola Giochiamo di più e abbiamo con noi Raffaele Mantegazza, che è professore di Scienze Pedagogiche presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Milano Bicocca e che accogliamo con un applauso. Grazie professore per essere qui. Lo ringraziamo davvero di cuore per la sua presenza. Non porto via altro tempo al suo intervento, vi ricordo solamente che potete porre eventuali domande al nostro ospite commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio al numero che vedete in sovraimpressione, che è 370-318-6802. Lascio quindi la parola al professor Mantegazza e auguro a tutti voi un buon incontro. Alza. Avete 5? Sì. Ok. Apri? Ma non hai bottoni. Ok, metto 2 bottoni. 2 bottoni? Uno. Cioè 2. 2, ok? Va bene, servo. Quante? Una. A me, una anche a me. Allora, anzi 2, scusate. La parola a chi ha aperto? Punti? No. Allora, seconda mano. Hai tu le carte? La puntata massima è 10 bottoni, per ogni rilancio. E diciamo che abbiamo un minuto per riflettere sulla... No, fai alzare, amico, no, ma ci stiamo provando qua, Vai. Apri? Butto 3. 3. Esco. Sì, ci sto. Ci sto. Servi? Quanto è servito? 3. 3 carte. A me? No, è servito. Tu? No. Aperto e servito. Butto. Faccio vedere. No, quanto punti? Altre 3. Io no. Io rilancio 10. Ulla. Ci sono fuori. Accetti? Sì. Andiamo? Butta. Doppia coppia, 7 no. Posso il doppio. Punto lui. Bene. Buongiorno a tutti e a tutte. Ecco, questo era gioco d'azzardo? L'abbiamo fatto qui con 3 ragazzi, l'abbiamo registrato prima per motivi tecnici, ma è gioco d'azzardo, è poker, e quindi poker uno pensa immediatamente al gioco d'azzardo. Però attenzione, noi giocavamo dei bottoni, il massimo del rilancio era 10 bottoni, quindi in sostanza cose che valgono niente. Abbiamo fatto soltanto 2 mani, ma alla fine uno poteva perdere, che ne so, 50 bottoni. Teniamola lì questa domanda. Vediamo se quello, cerchiamo di rispondere
questa mattinata alla domanda se questo che avete visto, quei 3 ragazzi che hanno giocato con me, è gioco d'azzardo. Vediamo se riusciamo a dare una risposta. Anzitutto io mi presento, io mi chiamo Raffaele, ho 60 anni, ho fatto il liceo scientifico, in realtà avrei dovuto fare il classico, ma vabbè, sono quelle scelte che nella vita si fanno. Poi ho fatto filosofia e poi ho iniziato a lavorare su 2 strade parallele. La prima era l'università, nella quale sono entrato come docente nel 1999, la seconda le scuole. E la seconda strada è diventata sempre più larga, nel senso che io oggi lavoro molto di più nelle scuole, avendo anche il part-time, quindi avendo anche la possibilità di farlo sul piano così giuridico, lavoro molto di più nelle scuole. Io faccio laboratori, incontri come quello bellissimo che ho visto che avete fatto voi ragazzi, nelle classi dalle primarie fino alle superiori, per stare con i ragazzi, per vivere dentro la scuola. Ed è una cosa molto bella perché si vedono i meccanismi della scuola che sono molto interessanti. E quindi oggi sono qui per parlare di gioco e per cercare di rispondere alla domanda: ma gioco d'azzardo è la definizione giusta per quella cosa lì? È giusto chiamarlo gioco? E anche la parola azzardo è adatta, oppure dobbiamo cominciare a chiamarlo in un altro modo, non tanto per le parole sono importanti perché le parole danno un significato, le parole nominano gli oggetti, no? Intanto azzardo deriva da zara, da una parola sanscrita che vuol dire dado, quindi di per sé azzardo vuol dire tentiamo la sorte, non sono sicuro che riuscirà. Lancio un dado, ho una possibilità su 6. Nella parola azzardo non ci sono i soldi, non c'è il guadagno, c'è semplicemente il affidarsi alla fortuna. E quindi già la parola azzardo dice solo un pezzo di quello che chiamiamo gioco d'azzardo, non dice tutto il resto, i soldi, la gente che rischia di perdere una fortuna, di perdere un sacco di soldi. Ma veniamo alla parola gioco. Allora io per raccontarvi un po' alcuni aspetti sul gioco sono state scritte centinaia, migliaia di pagine, è una delle attività più complesse dell'essere umano e come giustamente si diceva prima non solo umano, tutti gli animali giocano. E quindi oggi diremo soltanto alcune cose. Io ho scelto di portare questa sacca con alcuni oggetti che adesso vi mostrerò e che ognuno dei quali presenta una caratteristica del gioco. E ci domanderemo se anche l'azzardo, per come lo intendiamo, per questa mattina continuiamo a chiamarlo così, per essere d'accordo, se anche il gioco d'azzardo ha queste caratteristiche, cioè ci domanderemo se il gioco d'azzardo si può veramente chiamare gioco, oppure dovremmo veramente cambiare parola. Perché però ho portato degli oggetti? Perché il gioco prevede sempre il corpo. Il corpo non può mai uscire dal gioco. Noi giochiamo sempre con il nostro corpo, noi facciamo tutto con il nostro corpo, impariamo con il nostro corpo, amiamo con il nostro corpo, anche quando siamo online. Perché anche quando giochi online, e magari sono soltanto i polpastrelli ad essere coinvolti nel gioco, anche in quel momento il tuo corpo suda, il tuo corpo cresce, il vostro cresce, il mio invecchia perché siamo di età diverse, senti freddo se si apre la finestra, devi fermarti per andare a far pipì, quindi il corpo è sempre ovunque. Il corpo non è mai un qualcosa, il corpo è sempre un qualcuno. Il corpo non è una cosa, è un individuo, è un soggetto. Questo è molto importante. Noi non abbiamo un corpo, noi siamo il nostro corpo. Il corpo non vuole il verbo avere. Io ho una casa, la posso vendere. Ho un libro, lo posso bruciare. Ho questa giacca, la posso cambiare. Sono il mio corpo. Anche dopo morto sarò il mio corpo morto, che poi andrà a dissolversi, no? A seguire i percorsi che seguono i corpi dopo la morte. E guardate che questa cosa è importantissima perché non esiste mondo virtuale al quale noi possiamo accedere lasciando fuori totalmente il corpo. Questa è una bugia, è falso. Basta vedere quando una persona è connessa, tu entri nella sua cameretta, è lì, il suo corpo è lì, non può volatilizzarsi. Il che non vuol dire che non bisogna giocare ai giochi dei computer, naturalmente, ci mancherebbe, sono giochi, alcuni sono anche molto belli, però ricordiamoci che il corpo non può mai essere dimenticato. Allora io ho portato questi oggetti per provare a vedere le caratteristiche del gioco in generale. Parto dal primo oggetto, il primo oggetto è un oggetto un po' particolare, sono tutti un po' particolari, è una busta sulla quale c'è scritto una frase, non aprire mai.
Quelli della mia generazione, tu sei molto più giovane di me, ma quelli della mia generazione ricorderanno una canzone che si chiamava Non aprire mai, di un grande poeta, di un grande cantante che si chiamava Claudio Lolli, un cantautore, è morto un paio d'anni fa mi sembra, e nella canzone si dice la storia di una ragazza che decide di andare via, di partire, di lasciare la sua casa per girare il mondo, no? Allora va dal suo migliore amico, lo saluta, gli dice io me ne vado, non cercatemi, per favore, rispettate il mio desiderio di andare via, e poi gli dà una busta con scritto non aprire mai. Voi pensate le emozioni di questo ragazzo, no? La tentazione che avrà avuto tante volte di aprirla quella busta, però non lo fa perché il rispetto per le volontà dell'amica è più forte, no? Ecco, questa è una contraddizione, c'è una scuola psicologica, la scuola di Palo Alto, che la definirebbe una comunicazione paradossale, no? Ti do una busta con dentro qualcosa e ti dico di non aprirla. Ed è un gioco, il gioco è contraddittorio, il gioco è paradossale. Il gioco ci mette dentro dei paradossi, soprattutto i giochi linguistici, ci mette dentro dei paradossi straordinari e crea delle emozioni. L'emozione di questo che dice, è orgoglioso, no? Ha dato a me questa cosa prima di partire, e l'emozione tutte le volte che la vede sul suo comodino di dire la apro, non la apro, chissà cosa voleva dirmi dandomi una busta così. Ecco, il gioco crea emozioni. È molto interessante il discorso sulla noia, che condivido, immagino, conoscendo Saudino, penso di sapere quello che ha detto, è vero, ma nel gioco non c'è spazio per la noia. Quando ci si annoia è finito il gioco. Il gioco prevede la ripetizione, ma non è mai ripetitivo. Non sai mai quello che sta per succedere. I gesti sono identici. Noi abbiamo giocato a poker. Potevamo fare 4 ore a giocare a poker e i gesti erano sempre gli stessi: mescolare, far tagliare, dare 5 carte, cambiare, puntare, no? Uno dice che noia, no? Sempre gli stessi gesti. No, perché ogni volta c'è la tensione emotiva. Vincerò io, vincerà lui, sta bluffando, quanto devo puntare. Quindi il gioco lavora sulle dimensioni emotive profonde, anche se ripete sempre gli stessi gesti, apparentemente gli stessi gesti. Io farò qualche collegamento durante questa mattinata anche al mondo della scuola nella sua quotidianità. Pensate a un insegnante di lettere che magari sta per andare in pensione, no? Che ancora una volta deve insegnare Leopardi. Sono 30 anni che insegna Leopardi. Eppure, se è un insegnante appassionato o appassionata, si emoziona ancora. E cavoli, ormai lo sa a memoria Leopardi, a parte che l'hai studiato all'università, l'hai ripetuto 30 volte, ancora Silvia, 30 volte che ripeti a Silvia in 30 anni, ma l'insegnante dice, ma io non l'ho mai detto a voi, a te, a quel ragazzo in prima fila. Io voglio dire a Silvia, a lui. E lui non l'ho mai visto prima, è un mio nuovo alunno, e lui non conosce a Silvia, e io la devo fare rinascere con lui. In questo la scuola, quando va bene, quando funziona, è molto simile al gioco, non c'è ripetizione. Anzi, prof, ma noi a Silvia l'abbiamo fatta anche in terza media, ma era completamente diversa. Certo, la poesia no, la poesia è lì. Si può cambiare la poesia di Leopardi, ma studiare a Silvia a 13 anni e ristudiarla a 19 è completamente diverso. E studiarla col prof di lettere delle medie e col prof di lettere del liceo, anche se sono bravissimi tutti e due, è completamente diverso. A me piacerebbe molto, prima chiacchieravo con i ragazzi, con voi ragazzi, sulla scuola, a me piacerebbe molto una scuola nella quale voi, e soprattutto voi adolescenti, vi alzate la mattina dicendo porca miseria, ma chissà cosa diavolo succederà oggi a scuola, non solo con gli amici, ma anche a scuola. La prof di inglese oggi che diavoleria si inventerà per farci imparare il present continuous, no? E sarebbe molto bella una scuola così, in cui uno arriva e dice ma sicuramente ci sarà qualcosa di nuovo, magari una piccola cosa, non è che tutti i giorni e tutto l'anno ci può essere la grande novità, no? Ma è una scuola che crea aspettative come questa busta. Porca miseria, cosa ci sarà dentro in questa busta? Porca miseria, cosa ci sta spiegando questo qui oggi? Interessante, chissà perché ce lo spiega. E il gioco ha questa caratteristica di tenerti in tensione fino alla fine, no? Riuscirà il gioco oppure no? Ti tiene sempre su un limite, c'è sempre un'aspettativa.
l'aspettativa che accada qualcosa di nuovo, o magari qualcosa di già visto, ma che comunque non ti aspetti che ritorni. Pensatelo alla scuola, no? La possibilità che oggi la lezione di chimica sia diversa. Mi sono molto divertito prima a guardarvi, ragazzi e ragazze, mentre guardavate le vostre interviste, e i vostri sorrisi, no? Soprattutto quando sono comparsi un paio di prof. Avete riso, è molto bello, molto tenero, no? Ma perché è molto tenero? Perché vi vedete dall'esterno e vedete i prof dall'esterno, no? Questa cosa succede molto spesso quando si va in gita. Quando si va in gita i prof sembrano diversi, no? Più umani, più accoglienti, li vedete nella quotidianità, li vedete magari in pigiama mentre fanno la ronda nei corridoi perché vogliono che andiate a letto, no? Ecco, questa cosa è molto bella, è molto profonda, no? E io penso che sarebbe bello se ogni tanto anche a scuola diceste questo qui ce l'ho avuto tutto l'anno, porca miseria, oggi mi ha stupito, ma oggi è strano, oggi è diverso, oggi mi viene più voglia di ascoltarlo. Come lì, cavoli, prof, guarda come strano, no? Ho visto sul video. Ecco, se la scuola fosse, poi vi farò anche altri esempi, se la scuola fosse un gioco nel senso nobile del termine gioco, ci si aspetta sempre quindi che accada qualche cosa e soprattutto la caratteristica del gioco, quando c'è una competizione, quando è un gioco agonistico, cioè anche semplicemente, anche nascondino, cioè quando c'è qualcuno che vince e qualcuno che perde, non sempre così, non tutti i giochi prevedono un vincitore, ma quando c'è un vincitore o uno sconfitto, la caratteristica del gioco è che non sai mai chi vince o chi perde. Nel gioco d'azzardo già le cose sono diverse, perché nel gioco d'azzardo il banco vince sempre, sempre. Nel gioco d'azzardo c'è sicuramente un vincitore, che è il banco, che può essere una organizzazione che distribuisce le macchinette mangiasoldi nei bar ed è addirittura un'organizzazione criminale. Ma a parte questa, che è una cosa gravissima, voi sapete quanti soldi le organizzazioni criminali raccolgono dalle macchinette mangiasoldi, ma non è colpa della macchinetta, e non è colpa nemmeno di un gioco che prevede che tiro una leva e vengono fuori 3 cose uguali, non è cattivo questo gioco, no? Però lì tu sai che il banco vince sempre. C'è qualcuno che gestisce il gioco, ci guadagna, ma non gioca. Questa è una prima domanda, possiamo veramente definire il gioco d'azzardo come gioco? Perché c'è qualcuno che fa affari, ma non giocando, no? Non mettendosi in gioco, rimanendo fuori e raccogliendo i soldi di tutti gli scommettitori o di tutti coloro che giocano. Secondo oggetto, che è un po' più grande, e quindi eccolo qui, è una maschera rituale senegalese, me l'hanno regalata quando sono andato in Africa per un progetto tanti anni fa, ed è una maschera perché la caratteristica forse fondamentale del gioco è che il gioco è finto. Il gioco è finzione. Facciamo finta di fare le cose, non le facciamo sul serio. I bambini hanno questo bellissimo modo di dire: giochiamo che io ero la regina e tu eri l'imperatore. I bambini non dicono giochiamo che tu sei, perché lo sanno che non sono la regina. E questo imperfetto è il perfetto narrativo, no? È quello che usano gli scrittori, quasi tutti i romanzi contemporanei, molti sono scritti al presente, ma tutta la narrazione è scritta al perfetto narrativo, che può essere il passato remoto. Mi ritrovai in una selva oscura. Mi ritrovai non vuol dire quanti anni fa è successo, vuol dire che è finto, no? Vuol dire che stai raccontando, che adesso non sei nella selva oscura. E non è così importante sapere se Dante è entrato davvero nella selva oscura, non conta niente, certamente conta molto a scopo storico capire se veramente lui ha avuto la crisi teologica, ma per godersi la Divina Commedia non ha nessuna importanza questa cosa. Ora il bambino dice facciamo finta, però il bambino non usa l'espressione facciamo finta, che è troppo forte, che fa troppo capire la finzione. Io ero, adesso io arrivavo e ti davo un bacino. Ecco, poi il bacino glielo dà davvero, e questo è bellissimo perché il bacino glielo dà in quanto principe che bacia la principessa. Chissà se Luca è veramente innamorato di Paola, chi lo sa, non conta, stiamo giocando. Certo, se è veramente innamorato appoggia le labbra, se è una finta dal bacino a schiocco ma senza appoggiare le labbra, e questa è la grandezza del gioco. Voi capite che questa cosa rende il gioco simile in maniera straordinaria al teatro.
Il gioco e il teatro, non per niente in tedesco e in inglese, giocare e recitare si dice allo stesso modo. To play e spiel, no? È la stessa parola. Pensate in inglese, play è gioco e to play vuol dire recitare. Fare finta. Faccio finta di essere Amleto, faccio finta di essere Otello. Però, attenzione, non devo far troppo vedere che faccio finta. Il grande attore deve farti credere che lui è veramente Otello, ma non può crederlo veramente lui, altrimenti è uscito di testa, altrimenti è uno schizofrenico. Ci sono dei romanzi, delle storie di attori che entrano, anzi, storie. C'è il primo attore che ha recitato Tarzan, Johnny Weissmuller, che purtroppo è finito in ospedale psichiatrico per grave forma di situazione mentale. Lui credeva veramente di essere Tarzan, no? Ha avuto un grave problema psichico e alla fine era veramente convinto di essere Tarzan. Era un atleta inizialmente, poi attore tedesco, dei primissimi Tarzan. Quindi anche a teatro tu vai lì e dici: ma è ovvio che non siamo nel Medioevo, è ovvio che non siamo alla corte di Danimarca, siamo a Milano, siamo a Padova, però per quelle 2 ore te ne dimentichi. Per quelle 2 ore tu stesso fai finta di essere nel Medioevo, fai finta di essere nel 600. E questa è una cosa bellissima. La famosa frase che è stata citata da molti attori, io me la ricordo citata da Gassman, ma poi in realtà non si sa bene chi l'abbia detto per primo, dice: il teatro dove tutto è finto ma niente è falso. Qual è la differenza tra falso e finto? Falso è una bugia per imbrogliarti, ti do una moneta falsa e tu mi dai il cambio, no? Io lo faccio per imbrogliarti. Finto è, dai, prendiamo questo bigliettino, giochiamo, facciamo finta che sia una banconota da 50 euro. Siamo d'accordo tutte e due. Il finto prevede l'accordo di tutti, la finzione prevede l'accordo di tutti. Ma esistevano veramente 2 che si chiamavano Renzo e Lucia, non ce ne importa niente se esistevano veramente, come lettori, poi come critici, certamente come critici andiamo a vedere se magari Manzoni si è ispirato davvero, come sembra, a una storia reale che era avvenuta da qualche parte, però come lettori non ci interessa, no? Facciamo finta, ci lasciamo incantare, il gioco ti incanta. Ma a te cosa te ne importa di prendere una palla e buttarla dentro un coso alto 3,05 m e continuare a tirare e quando entra sei contento? Cosa te ne importa? Perché sono un giocatore di pallacanestro. E cosa cambia nella tua vita? Niente, ma ho fatto canestro, ce l'ho fatta, ho raggiunto lo scopo del gioco. Ecco, capite, questa cosa è molto importante, la finzione ti protegge anche, no? La finzione fa sì che tu sai che stai semplicemente giocando, per cui se non fai canestro non sei un fallito, non sei una cattiva persona, non sei uno stupido, sei uno che ha sbagliato canestro. Adesso ragazzi e ragazze, non picchiatemi, non alzatevi in piedi brandendo accette oscuri per quello che sto per dirvi. Proviamo a pensare ai voti scolastici in questo modo. Cioè, proviamo a pensare a un 4 non come sei scemo, sei stupido, non farai mai niente nella vita, sei un asino, con tutti i sacrifici che faccio per mandarti a scuola poi mi ripaghi così. Ma proviamo a pensare a un 4 come un canestro sbagliato. Canestro sbagliato, è sbagliato, magari hai subito fallo e l'arbitro non l'ha fischiato, può succedere, magari quel 4 lì non è totalmente giusto, e vai dall'insegnante, scusi, però guardi qui, vai dall'arbitro, sì, ma arbitro però, e poi però riprendi la palla e ci riprovi. E veramente puoi farlo anche al 10° tentativo, e quando lo segni, i 9 tentativi precedenti sono cancellati. Quando dico di prendere la scuola come un gioco, che ovviamente non vuol dire non prendere la scuola sul serio, perché guardate, c'è una frase di Nietzsche, voi Nietzsche lo farete in quinta, credo, o forse in quarta, non mi ricordo bene. Comunque Nietzsche, grande filosofo tedesco, dice: non c'è nessuno di più serio di un bambino mentre gioca. I bambini sono serissimi quando giocano. I bambini hanno bisogno di serietà quando giocano, perché gioca è una cosa seria, perché gioca è una cosa fondamentale per la vita. Quindi non dico che la scuola deve essere un gioco nel senso banale della parola gioco, nel senso profondo della parola gioco.
Io, come ha detto chi mi ha presentato, insegno a medicina, insegno scienze umane a medicina e poi in pedagogia a Torino. Con i ragazzi di medicina noi abbiamo degli esami, loro hanno degli esami che sono veramente difficili. E i tre pilastri, anatomia, fisiologia e patologia, che sono i tre grandi ostacoli, secondo, terzo e quarto anno, sono primo, secondo, terzo anno. E alcuni non li passano questi esami. E poi, siccome io insegno scienze umane, magari vengono da me e mi dicono: prof, ce la faccio più, io mollo, basta, sono un imbecille, non passo l'esame. Allora io gli dico: senti, prova a pensare a te stesso, a 40 anni, medico, nel tuo studio medico, e arriva un paziente che ha una malattia. Dietro di te c'è appesa la tua laurea. Ma secondo te il paziente ti chiede quanto hai preso in fisiologia? Il paziente ti chiede quante volte sei stato bocciato in anatomia? Il paziente vede la laurea e si fida. Secondo voi, quando da grandi andrete a lavorare, qualcuno vi dirà: ma cosa hai preso nella verifica di chimica in terza? Figuriamoci. Certo, non vuol dire prendiamo tutte insufficienze, ma vuol dire che quella cosa lì ha valore dentro un segmento della vostra vita, che è la verifica di chimica, che è quella verifica lì di chimica. E quindi uno dice: porca miseria, devo studiare di più, oppure porca miseria, ho studiato e prendo 4, magari prendo ripetizioni, magari vado a studiare con un mio amico, ma tutto rimane lì, come il gioco. Il gioco, gli effetti del gioco restano dentro il gioco. Quando il gioco invade la vita reale o quando la vita reale invade il gioco è una tragedia. C'è un bellissimo film di Woody Allen che parla, La rosa purpura del Cairo, è la storia di una donna che ha un matrimonio molto triste, che non è contenta con suo marito, e il suo modo per evadere è andare al cinema. E ha un attore che le piace moltissimo, che è un attore di Hollywood, il film è ambientato negli anni 40, credo. Un giorno lei va al cinema e l'attore esce dallo schermo, va lì, le prende la mano e la accompagna fuori a bere qualcosa e inizia la catastrofe. Lei è contenta perché no, finalmente posso stare con il mio attore preferito, non vi anticipo se volete vederlo, non vi spoilerò il finale, però è una catastrofe, perché è un delirio, no? È evidente che un attore non può uscire dallo schermo, no? E rimani col tuo matrimonio infelice perché ti sei fatta la fantasia che l'attore esista davvero, o comunque l'attore esiste davvero, ma che il personaggio era un principe, pare Lawrence d'Arabia, il personaggio esista davvero. Adesso vi volevo leggere brevissimamente il finale di un racconto di fantascienza dove si vede cosa succede, si intuisce, cosa succede quando i confini tra gioco e vita reale si spezzano. Allora, non ve lo leggo tutto, è molto breve, ma non ve lo leggo tutto lo stesso perché non abbiamo tempo. Vi racconto la situazione. Allora, c'è un signore che ha scoperto di essere stato tradito dalla moglie e in un momento di totale annebbiamento mentale vuole vendicarsi e vuole ucciderla. Poi ci ripensa. Vi leggo l'inizio. Ripose la pistola nel cassetto della scrivania e chiuse il cassetto. No, non così. Così Louise non avrebbe sofferto, sarebbe morta senza soffrire, sarebbe tutto finito. Era importante che questa cosa soprattutto durasse. E quindi dice: voglio punirla facendola soffrire. E dice: nostra figlia. Hanno una figlia piccola. Se io colpisco nostra figlia, come Medea al maschile, se io faccio male a nostra figlia, faccio male anche a mia moglie, chiaramente è una cosa folle, no? Però questo è l'inizio. L'atmosfera non viene mai detto esplicitamente, ma l'atmosfera è tale che si capisce che lui ha in mente di far del male alla bambina. Allora, per aiutarvi a seguire, Louise è la moglie, Marion è la bambina. È Halloween e il papà organizza la festa con la bambina e tutti gli amichetti. In cantina si sedettero in un ampio cerchio. Le sedie erano allineate lungo le pareti, 20 bambini eccitati e 12 genitori, alternati gli uni agli altri, con Louise in fondo alla fila e Mitch, il protagonista, al primo posto, vicino alle scale. Louise è la moglie. Si sentiva lo scalpiccio dei bambini e l'odore del cemento umido. Pronti? Gridò il marito nella cantina buia. Silenzio! Si sistemarono tutti. Un rumore sordo, un fruscio metallico. La strega è morta, annunciò il marito. La strega è morta, è stata uccisa, ed ecco il coltello con cui è stata uccisa.
porse il coltello al bambino che gli sedeva di fianco. Fu passato di mano in mano lungo tutto il cerchio, in un coro di strani grisolini e risa soffocate. La strega è morta ed ecco la sua testa, sussurrò il marito, e porse a chi gli stava vicino un oggetto rotondo. Oh, io non so come si fa questo gioco, esclamò un bambino. Si prendono l'interiore di un pollo dal frigorifero e le si passa in giro dicendo ecco l'interiore della strega. Poi si prepara una testa di creta e la si fa passare per la sua testa, un osso spolpato per un braccio, si prende una biglia e si dice ecco il suo occhio, alcuni chicchi di grano turco e si dice ecco i suoi denti, un sacchetto pieno di budino e si dice ecco il suo stomaco. So come si gioca. Taci, stai rovinando tutto, esclamò una bambina. La strega non ha fede ed ecco il suo piede. Gli oggetti passavano di mano in mano come patate bollenti. Alcuni bambini strillavano, non volevano toccarli, altri scappavano via e si radunavano al centro della cantina. Avanti, sono solo interiora di pollo, disse il bambino di prima con tono superiore. Passati di mano in mano, accompagnati da un grido dopo l'altro, i pezzi della strega giravano in cerchio, uno dopo l'altro. La strega muore ed ecco il suo cuore, disse il marito. 6 o 7 pezzi si muovevano contemporaneamente. Si udì la voce di Louise. Marion, non avere paura, è solo un gioco. Marion non rispose. Sta bene, disse il marito, non ha paura. Il vento autunnale sospirava attorno alla casa e lui, il marito, stava in piedi alla testa della fila, intonando le parole magiche, passando gli oggetti. Marion? Domandò di nuovo Louise, all'estremità opposta della cantina. Stavano parlando tutti. Marion? Chiamò Louise. Si azzittirono tutti. Marion, rispondimi, hai paura? Marion non rispose. Il marito era immobile, ai piedi degli scalini della cantina. Louise chiamò di nuovo, Marion, sei qui? Nessuna risposta. La cantina era silenziosa. Dov'è Marion? Chiese Louise. Era qui, rispose un bambino. Forse di sopra, tacevano tutti. Louise si mise a gridare, Marion, Marion! Cessò il passaggio degli oggetti. Bambini e adulti rimasero seduti con i pezzi della strega in mano. No, esclamò Louise, con un grido soffocato. La sua sedia scricchiolò nel buio. No, non accendete la luce, oddio, Dio, no, non accendete la luce, per favore, non accendete la luce, no! Stava urlando Louise, a quel grido rimasero tutti impietriti. Nessuno si mosse. Rimasero a sedere nella cantina buia, sospesi nel loro ruolo improvvisamente congelato di quel gioco d'ottobre. Fuori il vento soffiava con forza, sferzando la casa, e l'odore delle zucche e delle mele riempiva il locale, mescolato alla puzza degli oggetti che ognuno teneva in mano. Vado di sopra a cercarla, gridò un bambino, e salì le scale di corsa, sperando di trovarla in casa, poi fuori casa, e per 4 volte girò intorno all'edificio, chiamando Marion, Marion, Marion. Infine ridiscese lentamente le scale, fino alla cantina, dove tutti aspettavano col fiato sospeso, per annunciare nel buio non riesco a trovarla. Poi un idiota accese la luce. Finale aperto. No? Ray Bradbury, questo è un grandissimo scrittore di fantascienza, quello di Fahrenheit 451, di Cronache marziane. No? Finale aperto. Ognuno può immaginare quello che ha trovato, forse veramente i pezzi del pollo, oppure quello che ci è venuto in mente. Però vedete quando il gioco perde la protezione rispetto alla realtà, non diventa più finto. Pensate al gioco d'azzardo. I soldi che tu giochi sono veri, non è finzione. E quello che metti in gioco a volte è la tua vita vera, a volte metti in gioco il futuro dei tuoi figli perché hai perso tutto, non puoi pagargli gli studi, a volte metti in gioco il tuo conto in banca, no? E quindi anche qui c'è un aspetto del gioco d'azzardo che tradisce l'idea del gioco, perché il gioco prevede finzione su tutto, i soldi devono essere finti, oppure così pochi da essere sostanzialmente finti. Se quei 3 ragazzi di prima ci mettessimo a giocare a poker e diciamo mettiamoci d'accordo, al massimo perdiamo €1 a testa, €1 insomma va bene, no? Massimo della puntata 3 centesimi, è quasi finto, non del tutto, non come con i bottoni, però è quasi finto. Proprio perché perdere €1 non influenza sulla nostra vita reale, no? È come pagare €1 per comprarsi un sacchetto di patatine, pago €1 per giocare, no? Terzo oggetto, spero di non annoiarvi ragazzi, però le cose da dire come vi dicevo sono tante. Terzo oggetto,
è questo cronometro. Questo è un cronometro di quelli, diciamo, da gara, no? Che si usano gli arbitri per le gare, perché il gioco si fa col tempo, tutto si fa col tempo, siccome si fa col corpo, si fa col tempo, no? E il tempo del gioco è un tempo molto particolare. Tempo della finzione, anche qui, no? Se voi siete allo stadio, state guardando la partita e, guardate un attimo lo schermo, e fate questo gesto al vostro vicino, lui non vi dice sono le 8:30, lui vi dice siamo alla mezz'ora del secondo tempo. Se vi dice sono le 8:30, no, ma io sto parlando del calcio, cosa mi interessa che ora è? Cosa mi interessa che ora è? Chi va a vedere una partita, l'ultima cosa che gli interessa che ora è? Sì, certo, poi deve uscire, prendere il tram, prendere il treno, tornare a casa, no? Ma in questo momento mi interessa il tempo del gioco, il tempo della partita. Ho fatto un laboratorio con una quarta, proprio ragazzi della vostra età, cioè più o meno della vostra età, di un liceo di Milano, 3 incontri sui diversi tipi di sport, no? Sul tempo, il corpo e lo spazio nello sport. E pensate che bello, io parlo di sport, e lo sport non è gioco, cioè lo sport è una parte del gioco, no? Però per intenderci, per ridurre un po' la complessità, quanto manca alla fine della partita? Pensate alla risposta a questa domanda. 1 minuto. Nel calcio, dai ragazzi, su, è finita, teniamo palla, stiamo vincendo, andiamo vicino alla bandierina, 1 minuto, dai. Nel basket può cambiare tutto. 1 minuto nel basket può durarne 5. Chiamo time out, sapete che nel basket si conta il tempo quando la palla è in gioco. Manca 1 minuto, dai, siamo sotto di 5, dai, ce la possiamo ancora fare in 1 minuto, no? 2 canestri da 3, 2 palle recuperate, 2 bombe. Nella pallavolo non esiste. Non può mancare 1 minuto nella pallavolo. Il tempo della pallavolo è legato al risultato. Quando una squadra vince 3-7, oppure vince il tie break, oppure... Pensate a un ragazzo o una ragazza che gioca, che prova questi 3 sport e prova 3 emozioni diverse del tempo. Il tempo del basket, il tempo del calcio, poi c'è il tempo del tennis che è molto vicino alla pallavolo, gli intervalli, le pause. Pensate il gioco, in questo caso lo sport, ma non soltanto lo sport, quanto ci insegna sul tempo. Iniziamo dagli inizi proprio. Il gioco va preparato. Ci vuole un momento di preparazione del gioco. Banalmente io ho portato le carte, avevo le carte nuove, ho aperto e ho tolto soltanto le carte da poker, perché il 2, il 3, il 4, il 5, il 6 e i jolly li ho eliminati. Abbiamo preparato il tavolo, abbiamo preparato le sedie. Come dovevano essere le sedie? In cerchio, perché è giocare a poker uno di fianco all'altro, io se sono poco onesto spio. È la preparazione. Il gioco ti insegna che un'attività va preparata. Oggi darò anche qualche consiglio a voi ragazzi e ragazze, ma anche ai colleghi e le colleghe insegnanti. Immaginate di dover fare una verifica di quelle veramente difficili, no? È una giornata in cui siete molto tesi, è una giornata in cui, insomma, se la verifica va male, e poi è una verifica difficile, ma è giusto, ragazzi, è giusto. È giusto che ci siano delle verifiche più difficili di altre, come c'è la partita contro la prima in classifica e la partita contro l'ultima, fa parte della vita, no? Sarebbe molto bello, la verifica quanto dura? 2 ore, primo quarto d'ora, ci sediamo in cerchio e facciamo degli esercizi di rilassamento. Di rilassamento, si trovano anche sui siti di mindfulness, no? L'insegnante vi insegna appunto a respirare, a rilassarvi, no? Dopo questo quarto d'ora si fa la verifica. Un quarto d'ora in meno, ma molto di più come capacità di rendimento, perché ti sei scaricato, no? Alcuni giochi prevedono anche di gridare qualche cosa, scarichi la tensione, prepari la verifica la prepari studiando naturalmente, la prepari emotivamente, perché è interessante ragazzi e ragazze e colleghi, no? Noi pensiamo che preparare una verifica voglia dire studiare, tutto il mondo emotivo, non è che lo possiamo lasciare fuori. Preparare una verifica vuol dire anche lavorare emotivamente. I ragazzi possono farli ognuno per conto suo, ma sono i nostri ragazzi, sono i nostri studenti, no? Proviamo a proporgli questo tipo di attività. Oppure dopo 2 ore di interrogazione di latino, non c'è in mezzo l'intervallo perché l'orario prevede l'intervallo alla terza, entra l'insegnante di inglese.
Dai ragazzi, 5 minuti, fate quello che volete, non fate troppo caos, no? 5 minuti, perché passare dal latino all'inglese, sapete, con il mio compagno, in inglese a un certo punto stavamo traducendo, parlando, facendo conversation, doveva dire ma anche, ha detto said also, ha messo insieme il ma in latino e l'anche in inglese, perché lì gli si incrociava la testa, poverino, avevamo appena fatto latino con un professore molto esigente e confondi le due lingue. Un attimo, 5 minuti, non c'è intervallo, ce lo ricaviamo noi l'intervallo. 5 minuti, non fate casino, non uscite, non disturbate le altre classi. Bene ragazzi, dai, adesso cominciamo, inizia il gioco, do le carte, adesso chi c'è? L'importanza degli inizi, l'importanza delle pause, nei momenti di pausa nel gioco, cioè un momento in cui devo staccarmi un attimo dal gioco per riflettere, anche semplicemente per andare a fare la pipì, come dicevo prima, il mondo reale comunque non è che lo chiudi fuori. E l'importanza delle conclusioni, del finire il gioco. E qui vi faccio un esempio, scusate ogni tanto guardo i miei appunti. Allora, papà, mamma, bambino in una casa. Pomeriggio, verso sera, la mamma sta lavorando in smart working, quindi è lì, no? Con il computer, le fatture, le tue cose, le sue relazioni, tutta concentrata nel suo lavoro perché appunto lavora ma a volte ha la possibilità di lavorare da casa, no? E quindi è molto attenta e non deve essere distratta. Il papà è in cucina e sta cominciando a preparare la cena, no? Mettere fuori le pentole. Il papà chiede, e il bambino è in cameretta che gioca, il papà chiede alla moglie, alla compagna, ascolta, a che ora ti va bene cenare? La donna guarda un po' il lavoro e dice, guarda, oggi facciamo mezz'ora dopo perché ho queste cose qui, voglio finirle prima di cena, facciamo 8:30. Sì, va bene, facciamo 8:30, me lo dici così adesso faccio la spesa, e il bambino è in cameretta a giocare e nessuno gli parla. Metto l'acqua? Sì, dai, metti l'acqua, adesso sta cosa qui non mi risponde questo qui, vabbè dai, comincia a mettere l'acqua, poi vediamo. E il bambino nessuno se lo fila. Bolle, guarda che i bucatini 8 minuti. Sì, dai, mettila, ascolta, dopo cena dovrò finire, però adesso dai, mettila in 8 minuti, riesco a fare questa cosa, non riesco a fare quest'altra, dai, va bene, poi ti do una mano a apparecchiare. E il bambino, pronto, si apparecchia, si scola la pasta, il papà va in cameretta e dice al bambino, dai, ma amorevolmente, glielo dice amorevolmente, glielo dice con tenerezza, dai amore, vieni a cena. Ma papà, sto giocando. Lo so amore, però bisogna venire a cena, dai, metti via. Ma perché? Cioè perché si rispetta il lavoro della moglie, della madre, e non il gioco del bambino? Perché si chiede, si dà alla madre il tempo di organizzarsi, di finire quello che sta facendo, eventualmente rimandando il resto dopo cena, e al bambino no. Il gioco del bambino è ancora più importante del lavoro della madre. C'è il diritto al gioco nella Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Allora uno cosa deve fare? Cosa potrebbe fare? Busso. Amore, guarda che alle 8:30 si mangia, quindi magari fai un gioco che verso le 8:10 puoi concludere, no? Manca un quarto d'ora, ma il bambino è troppo piccolo e non sa leggere le ore. Bene, allora adesso metti a letto l'orsacchiotto, fai ancora 2 giri col trenino, 2, io vado in cucina, quando hai fatto 2 giri mi chiami e mettiamo via il trenino. Cioè io ti do il tempo di concludere il gioco, non arrivo, ma ripeto, lo fa con dolcezza, senza sgridarlo, però è proprio sbagliato. Errori che facciamo tutti, ragazzi, i genitori, tutti i genitori del mondo, io per primo, commettiamo degli errori, perché nessuno ci ha insegnato a essere genitori, no? Quindi non sto facendo l'essere superiore che non sbaglia mai, per l'amore del cielo. Con i miei 2 figli le avrò fatte tutte queste cose. Però renderti conto, no? Sta giocando, deve finire il suo gioco, come la mamma deve finire il suo lavoro. E quindi, posto che a cena bisogna andare, tutti insieme, gli dai il tempo di chiudere, gli dai il tempo di finire. Altro oggetto che è complementare a questo, ho portato questa che si chiama bindella dalle mie parti, che è un metro di quelli a scatto. Lo spazio, come c'è il tempo, c'è lo spazio, no? Il gioco si fa dentro uno spazio. Fa niente se è virtuale, sempre spazio è. E quali sono le caratteristiche dello spazio del gioco?
che lo spazio è delimitato. C'è un ambito del gioco e c'è un ambito dove non si gioca. Giochiamo a rincorrerci qui dentro? Sì, ma non vale andare qua dietro, I bambini si organizzano da soli, Non vale andare qua dietro, lì non è gioco. Dov'è la tana? La tana, la toppa, poi ogni zona d'Italia, insomma, cioè dove andare a toccare per essere libero? Facciamo lì. Bene, quello è uno spazio più importante degli altri. E quello è lo spazio dove uno si mette a contare e gli altri vanno a toccare. Quindi prima di tutto delimitiamo il gioco. Giochiamo a calcio in un prato o sulla spiaggia. Dove sono i confini? Mettiamo intanto i pali. Cosa sono i pali? 2 borse. Però non vanno in alto. E quindi la traversa è fin dove io arrivo con le mani, con litigate terrificanti da sotto e da sopra, no? Però devi mettere almeno i 2 pali, le porte le devi fare. Come fai a giocare a calcio senza le porte? E se non hai le borse ci metterai un maglione, se non hai il maglione ci metterai 2 ombrelloni, qualche cosa, no? Organizza lo spazio. In questo, e questo che vi sto dicendo l'aveva capito in modo straordinario un poeta, regista, scrittore che si chiamava Pierpaolo Pasolini, il gioco è simile al sacro. La parola sacro, sia in greco che in ebraico, vuol dire separato. Qui c'è lo spazio sacro, fuori no. Entri nello spazio sacro, fatti il segno della croce, oppure togliti le scarpe se stai entrando in una sinagoga o in una moschea. Entri in campo, devi avere le scarpette da calcio, devi avere la maglia di una delle 2 squadre, oppure una terza maglia se sei portiere, oppure un'altra maglia ancora se sei arbitro. Non puoi entrare in campo in giacca e cravatta. Se uno entra in campo in giacca e cravatta durante una partita di calcio, può essere un dirigente che interrompe il gioco, no? È successo qualcosa, o è un'invasione di campo, quelli nudi, no? Che attraversano il campo nudi per farsi un po' riprendere dalle telecamere, oppure può essere che è successo qualcosa per cui no, fermi, questa partita è falsa, è manipolata, interrompo tutto. Ecco, lo spazio è un posto, lo spazio del gioco, dentro il quale si possono fare delle cose e fuori no. Dentro il quale alcune cose hanno un valore e fuori ne hanno altre. Alcuni gesti hanno un valore, fuori ne hanno altre. Scusami, questo gesto, così, vuol dire come stai, amico mio, no? Una pacca. Così ce l'hai. Questo gesto vuol dire ce l'hai. Io scappo, no? Se uno non capisce il gioco, perché? Ma perché questo l'ha toccato ed è scappato? Il gioco ha delle regole molto importanti da definire rispetto al corpo e rispetto allo spazio. Tu mi rincorri, ma se vado lì, casa, rialzo. Avete mai giocato a rialzo da bambini, no? Rialzo, se io sono su una pedana, non mi puoi toccare. Guardate che chi ha inventato questi giochi, che spesso affondano nella tradizione dei millenni, è un genio. Sono dei geni e quasi tutti hanno degli scopi rituali in origine. Perché rialzo? Perché l'altare era più alto rispetto all'assemblea dei fedeli. E quindi se io salgo più in alto, sono Dio e tu Dio non lo puoi toccare. Sono dei testi molto interessanti che studiano, Desmond Morris, che è un antropologo, Huizinga, che è uno storico olandese, che studiano il rapporto tra gioco e sacro. Ed è affascinante, interessantissimo. E lo fanno soprattutto anche a partire dal tema dello spazio e dal tema del tempo, no? Allora, torniamo alla scuola. A me piace parlare di scuola, ragazzi, perché voi siete studenti, quindi voi passate tantissimo tempo a scuola, no? E quindi, cosa facciamo oggi? Oggi vediamo un video. Benissimo. Il video è lì. E quindi la disposizione spaziale con tutti i ragazzi seduti uno dietro l'altro che guardano in una sola direzione va benissimo, perché lì dovete avere l'attenzione. Oggi vi faccio vedere delle slide. Benissimo, guardiamo lì. Dopo le slide vorrei che voi discuteste. Non va bene questa disposizione, ma è evidente che non va bene. Perché la ragazza seduta dietro, il primo amico qui con il giubbino bianco, sì, quella ragazza dietro di te,
vede la tua nuca e non si può discutere guardando la nuca. Scusa, guarda un attimo di là. Marco, volevo dirti una cosa, sei d'accordo con me? Ma i matti discutono così. Vuoi far discutere i tuoi ragazzi? Spostare i banchi, creare un cerchio. Lo fanno in Parlamento. In Parlamento, quello di Fratelli d'Italia parla e ha distante, ma di fronte, quello di Sinistra Italiana. Proprio perché probabilmente avranno un dialogo abbastanza, comunque di fianco anche gli altri, no? Ma guarda il suo interlocutore principale che è l'opposizione o la maggioranza, nel caso stia parlando dell'opposizione. Io mi alzo in Parlamento e tutti mi guardano e poi io guardo e cosa devi dire? Hai qualche commento? Si sta parlando con me? No, Renzi che si arrabbia con la russa, al di là dei toni, però perché per parlare dobbiamo stare in cerchio, lavorare sullo spazio. Dobbiamo fare lavori di gruppo, i gruppi si devono vedere, i ragazzi devono stare in mini cerchi, no? Ecco, certo vuol dire imparare a spostare i banchi senza fare rumore, vuol dire imparare a fare un po' in fretta, si impara, no? Però pensate, questo ce lo insegna il gioco, no? Il gioco ci insegna che lo spazio va delimitato. Lo spazio va delimitato a seconda di cosa dobbiamo fare. C'è questo spazio, ma io devo fare un'altra cosa, prova a modificarlo. Non posso buttare giù un muro, perché ovviamente ci sono dei limiti che lo spazio mi dà, ma posso lavorare sullo spazio, in modo da rendere efficace quello che sto facendo. Penultimi due oggetti, penultimi due perché sono una coppia, sono questi cartellini. Scusate se lavoro sempre sull'immaginario calcistico, tra l'altro il mio sport è il basket, però insomma calcio in Italia. C'è una bella frase che diceva Dan Peterson, grande allenatore di basket americano, ma che praticamente ha sempre lavorato in Italia. Lui diceva, se c'è una palla per terra e c'è un bambino, se tu sei in Italia e gli dici passami la palla, lui le dà un calcio. Se sei in America, la prende in mano. Perché in America i tre sport fondamentali sono baseball, basket e football, che si chiama pallapiede, ma che viene giocato prevalentemente con le mani, anche col piede, ma la palla viene passata. No? Questa cosa è geniale, è interessante. No? Gli americani giocano con le mani, prevalentemente con le mani. La palla viene lanciata con la mano. Gli italiani, brasiliani, no? Gli spagnoli, no? Giocano coi piedi. Interessante, poi non so che tipo di conclusioni se ne potrebbero trarre, però è affascinante vedere il gioco e lo sport dal punto di vista antropologico. Ecco, cartellino rosso, mi spiace, fuori, basta, te ne vai. Non giochi più, terribile, non giochi più. Le regole. Allora, il gioco è... se vi capiterà magari di leggere il testo di un grandissimo filosofo dell'Ottocento, filosofo, drammaturgo, più drammaturgo, che si chiamava Schiller, scrive un testo sull'arte e sul gioco e dice questa frase: l'uomo gioca perché è libero ed è libero perché gioca. Quelle frasi che i filosofi mettono lì e tu dici non c'è nient'altro da aggiungere, una frase perfetta. Il gioco è libertà. E però il gioco è regole. Questo è il grande paradosso del gioco. Voi non potete mai costringere una persona a giocare. Questo lo dico sempre agli educatori che lavorano con i bambini. Voi non potete mai costringere un bambino a giocare. Perché costringere un bambino a giocare è come costringere una persona ad amare. Dai, innamorati di me. No, ma proprio no. E se succede mica perché me lo dici tu. Il gioco è come l'amore, no? Il gioco, sento il desiderio di giocare, perché? Non lo so. Oggi ho voglia di giocare. Oggi non ho voglia di giocare. Non giocare, non c'è nessun problema, no? Ma nel momento in cui gioco, mi vincolo a delle regole. Come l'amore, no? Mi innamoro di te. Perché? Ecco, ma tu perché ti sei innamorato di quella persona? Non c'è risposta. Non c'è nessuna risposta. Non perché è bella, non perché è alta, non perché è simpatica, perché niente. Ma da quel momento cambia la mia vita, cambiano le mie abitudini, cambia la mia giornata, cambia il mio modo di fare. Questa frase le dà fastidio, non la dico più. Questo atteggiamento posso un po' limarlo. Quest'anno andiamo in vacanza al mare, però l'anno prossimo in montagna.
e mi vincolo non a lei o a lui, alla relazione. Capite? Non è che faccio quello che dice lei, faccio quello che ci fa star bene insieme. È l'amore che detta le regole, non l'altro, se no diventa una dipendenza, no? Mi taglio i capelli perché a lui non piace. No, ma proprio no. Però nella relazione ci sta anche il modo in cui appari, no? Quindi non è che devi tagliare i capelli perché a lui non piace. Però ci sta questo cambiare alcune cose insieme. E il gioco è lo stesso. Capite quanto è importante pensare alle regole come qualcosa che ti libera e non che ti vincola? Facciamo un esempio. Bambino della scuola dell'infanzia, no? La maestra ha spiegato i colori primari e poi ha spiegato i colori secondari, no? Bianco, giallo più blu fanno il verde, eccetera. E dice ai bambini, adesso avete davanti le vaschette del giallo, del verde e del blu, del giallo, del rosso e del blu, facciamo tutti un bel disegno arancione. Un bambino fa un disegno verde, non ha nessun problema visivo, non confonde i colori, non ha una forma di acromaticismo, lo ha fatto verde. Perché? Perché non è stato attento. La maestra cosa gli dice? Va bene? La maestra gli dice, bellissimo questo disegno, bello, però è verde. Ti ricordi che abbiamo detto che per fare l'arancione bisogna mescolare il rosso e il giallo? Ora questo lo mettiamo lì, così quando faremo il verde tu l'hai già fatto. Adesso i tuoi compagni fanno il verde e tu fai l'arancione. Perché la regola non l'ha detta la maestra, l'ha detta il principio dell'ottica, non so come si chiami, insomma, no? Per cui il giallo più il rosso non fa verde. Queste sono le regole. Le regole te le dà il gioco, non l'arbitro, non l'arbitro. La punizione te la dà il gioco, non l'arbitro. È il regolamento. Ma perché c'è il regolamento? Perché se no non ci si diverte. Perché se tutti imbrogliano non ci si diverte. Il regolamento tutela il divertimento, tutela il gioco, a costo anche di espellere chi continua a violare le regole del gioco. Anche non per cattiveria, i 5 falli nella pallacanestro, possono essere 5 falli non cattivi, non intenzionali, però c'è un limite. Oltre questo limite vai in panchina. Non perché sei stato cattivo, non perché sei cattivo, non perché sei una brutta persona, perché c'è una regola, no? Un paio d'anni fa, una scuola media, in provincia di Monza e Brianza, dove abito, mi ha chiamato per fare un corso con i ragazzini sulla Costituzione. E io ho pensato, perché non gliela facciamo scrivere la Costituzione? Ma non la Costituzione della Repubblica Italiana, la Costituzione della scuola media. Facciamo gli articoli fondamentali di quella scuola. Abbiamo fatto tutto l'anno delle assemblee con 2 ragazzini per classi, prime, seconde e terze, i rappresentanti, e abbiamo scritto diritti e doveri di studenti, insegnanti, bidelli, dirigente, genitori. La scuola abbiamo fatto approvare a tutti i bambini, fatto votare, come un referendum, no? Fatto votare il testo, la scuola ha stampato la Costituzione, l'abbiamo data a tutte le famiglie, l'anno dopo abbiamo fatto una verifica, le terze erano uscite, ma con le seconde e le prime che erano diventate terze e seconde, l'assemblea di verifica. Allora, vi dico un paio di cose curiose. Io ho lavorato con questi ragazzini per tutto l'anno, li incontravo e come abbiamo cominciato? Cominciamo, diritti e doveri degli studenti, no? Allora, come ci si veste? Quelli di prima erano abbastanza disinteressati, quelli di terza, già con la mente al liceo, alle superiori, uno dice, io mi vesto come voglio. E io ho detto, vediamo, prendiamo questa proposta. Non ho detto, come, a casa tua ti vesti come ti vuoi, come ti permetti? Va bene, è una proposta, ragazzi, siamo un'assemblea, cosa ne dite? Sua compagna di classe dice, scusa, ma a maggio, noi siamo seduti anche vicini, a me di vedere le tue ascelle puzzolenti e sudate non mi va, quindi per favore la canottiera tu non la metti, perché appena alzi il braccio io vedo grondare sudore dalla tua ascella. L'infradito, per favore, non le metti, perché, scusami se te lo dico, ma non sono profumati i tuoi piedi. Su tutto abbiamo lavorato in questo modo, no? È uscito un regolamento molto più severo
che se l'avessero fatto gli adulti sui doveri dei ragazzi, molto più severo. Poi, doveri dei genitori. Potete non guardare i voti su Classe Viva ogni 30 secondi? Potete non venire a scuola a litigare col professore che magari ci parlo io? Doveri degli insegnanti. Io ho pensato, chissà cosa gli chiedono, no? Potete per favore, quando suona la campanella dell'intervallo, non cominciare a dettare i compiti, se no perdiamo l'intervallo? Io ho pensato, porca miseria, cioè qui proprio siamo alle richieste minime, no? Ecco, i ragazzini, quelle regole, poi naturalmente le regole sono state approvate dai docenti, dal collegio docenti, no? E dal consiglio di istituto. È stato un lavoro grosso, anche il librettino lo abbiamo fatto bene, avevamo un po' di soldi per stamparlo bene, no? Quelle regole le hai fatte tu, e quindi poi è chiaro che se un ragazzino trasgredisce, la trasgressione fa parte della preadolescenza, anche della vostra età, dell'adolescenza, però ci credo, c'è un motivo. Perché c'è un dress code a scuola? Perché qui coi pantaloni lunghi non si viene? Non è una risposta. Scusi prof, perché qui non si viene coi pantaloni lunghi? Perché qui non si viene coi pantaloni lunghi. È la domanda. Questa è la domanda, non è la risposta. Parliamone, facciamoli insieme. Allora, si perde tempo? No, si educa la cittadinanza. C'è scritto nei programmi, c'è scritto nella Costituzione, c'è scritto dappertutto. Ecco, lo sport ti dà delle regole e tu dici, se io mi assoggetto a queste regole, sono più libero, mi diverto di più, gioco di più, gioco meglio. Prima dell'ultimissima, no, non so, dimmi tu, io... No, è bene, bene. Ho finito. Abbiamo spazio qualche... C'è l'ultima che è... sì, ok, sì, velocissimo. Sì, l'ultimo oggetto, ma quello è quasi una sintesi. No, allora passo dall'oggetto. L'oggetto è uno stranissimo oggetto che è una pila rotta, una pila senza dentro né la lampadinetta né la batteria, no? Che è inutile e quindi possiamo giocarci. Il gioco usa oggetti inutili. Il gioco usa una scopa per farla diventare una spada, non per pulire il pavimento, come l'arte, no? Come l'arte, quando Duchamp prende uno sgabello, ci monta sopra una ruota di bicicletta, ti sta dicendo questo non è uno sgabello, questo non è una ruota di bicicletta, Magritte, questa non è una pipa, è un'opera d'arte, lo dice lui. Ecco, il gioco è inutile e allora questa è la cosa fondamentale, ci tengo a dire due cose velocissime. Il gioco non serve a niente, solo a giocare. Si gioca per giocare. Questo vuol dire un paio di cose. Primo, che i giochi educativi, tutti i giochi sono educativi, ma il gioco educativo, adesso ragazzi, giochiamo per imparare questa cosa, è meglio non farlo. Io insegno all'Università a Torino ai ragazzi di Scienze dell'Educazione e di Psicologia. Ogni anno faccio una lezione sul gioco. Io ho dei blocchi di lezione da 4 ore, quindi faccio chiaramente un po' di lezione frontale, lavori di gruppo. Ogni anno arrivo e dico, ragazzi, il tema di oggi è il gioco. Le prime 2 ore giochiamo, ma giochiamo. Non giochiamo pensando siamo all'università, tu ci fai giocare perché poi ci vuoi insegnare. No, le prime 2 ore si gioca. Poi pausa. Dobbiamo rientrare nella vita vera. E poi ci sediamo, allora analizziamo il gioco, a chi lo proporreste, va bene per i bambini, va bene per i ragazzi. No, ragazzi, so che siete stanchi, proprio 5 minuti. È molto importante questa cosa, forse la parte più importante. Se tu giochi per qualche altro motivo, non stai giocando. Poi, quando hai giocato, i bambini alla scuola dell'infanzia, le maestre li fanno giocare, poi li fanno fare la merenda, li fanno andare in bagno, poi i bambini a cosa abbiamo giocato? Tu cosa hai imparato di te da questo gioco? Perché tu hai imbrogliato? Dopo però. Lo spazio del gioco è sacro, poi c'è l'interpretazione. Capite perché il gioco d'azzardo non è un gioco? Perché si gioca per soldi. Non giochi per giocare, giochi per i soldi. C'è un altro scopo. Il gioco perde la caratteristica fondamentale quando diventa gioco d'azzardo. Perché il fatto di stare davanti a una macchinetta, tirare giù una leva e vedere se vengono 3 cose uguali è simpatico, è divertente. Se lo facciamo gratis è un gioco un po' noioso secondo me. Però alla fine lo facciamo. Dai, vediamo quante volte vengono a me le 3 mele e a te. Ah, sono 4-0.
di per sé, la roulette, è un gioco bellissimo, molto intelligente, non hai mai la certezza. Però se la roulette la giochi puntando un centesimo, è gioco. Se cominci a dire, porca miseria, se perdo io non posso fare il regalo di Natale al mio bambino, diventa un'altra cosa. Il confine è sottile, chiaramente, no? Ma non è la quantità di denaro, anche naturalmente, ma è il perché sto giocando. Sto giocando per arricchirmi, sto giocando perché ho dei debiti, sto giocando perché devo pagare gli strozzini. Non è più gioco, è un'altra roba. Chiudo, la prendo alle vostre domande, raccontandovi 3 giochi. Io ho insegnato alle superiori, ho insegnato 7 anni alle superiori, italiano, scuola professionale. Vi racconto 3 giochi che facevo fare ai miei studenti, ma 3 giochi durante la verifica, con voto. Primo, l'interrogazione al buio. L'interrogazione al buio funzionava così. Io ho una classe di, non so, 26 ragazzi. Ragazzi, per domani bisogna studiare queste 20 pagine. Dal numero 1 al numero 13 del registro devono studiare. Gli altri non devono aprire il libro. Lo scrivevo, allora non c'era il registro elettronico, sul diario. Gentile signor Rossi, oggi suo figlio non deve studiare italiano per un esperimento che stiamo facendo. Quindi se non lo vede aprire il libro di italiano, non lo sgridi perché gliel'ho detto io. Il giorno dopo, qualcuno del gruppo dei 13 veniva interrogato da qualcuno dell'altro gruppo, che non sapeva nulla, anzi cominciava a spiegare all'altro l'argomento e l'altro gli faceva delle domande. In modo che tu non studi per te stesso, studi per il compagno. Non studi per il professore, studi per il compagno. Ed è molto più difficile perché se tu mi dici una cosa che io professore so, certe cose possono restare implicite. Napoleone Bonaparte, che cognome è? Sì, dunque suo padre, Bonaparte, però in realtà sembra che fosse un figlio abbandonato. E questo me lo devi dire, che il compagno te lo chiede. Secondo, l'interrogazione al contrario. Questa piaceva da impazzire ai miei studenti. Per domani studiate 20 pagine e poi voi interrogate me. E mi raccomando, voglio domande difficili. Dovete mettermi in difficoltà. Se faccio più di 5 errori, pago la pizzetta a tutta la classe. Che anche economicamente, altro che gioco d'azzardo, cioè 26 pizzette con gli stipendi di ogni insegnante, non è che esattamente uno... Però era un gioco, no? Voi capite, ragazzi e ragazze, che studiare un testo, trovare le domande difficili per un prof, è difficilissimo, anche perché mi facevano la domanda. Io dicevo, io non so la risposta, tu la sai? No, beh, -1. No, non potete, cioè dovete sapere la risposta. Non potete farmi domande così difficili che nemmeno voi sapete la risposta. A volte facevo apposta a sbagliare. E studiavano, chiaramente studiavano, e sapevano quell'argomento. Si divertivano e c'era una relazione diversa. Ultima cosa è l'interrogazione sbagliata. L'interrogazione sbagliata, questo va fatto nelle classi dove i ragazzi sono preparati, cioè bisogna prepararla un po' prima, non può essere la prima cosa, no? Un compito, magari scritto, nel quale metti, per esempio di storia, nel quale metti il maggior numero di errori possibili su un argomento e poi io lo correggo, te li segno e tu mi dici perché è sbagliato? Ma qual è la cosa giusta? Quindi imparare un argomento e imparare a sbagliarlo. Si divertono da morire, gli piace tantissimo ed è molto difficile. Perché per scrivere che Carlo V era figlio di Filippo il Bello, devi sapere di chi era figlio. E devi sapere magari anche chi era Filippo il Bello, perché altrimenti non funziona, no? Temo di aver detto il padre giusto, tra l'altro. Temo proprio di aver detto il padre giusto. Adesso sbagliare, vabbè. Ecco, quindi si può giocare a scuola, perché il gioco è una cosa seria. E si può giocare durante le verifiche, perché anche le verifiche sono una cosa seria. Si possono mettere insieme, si può provare a fare delle verifiche emozionanti, divertenti, si può divertirsi a scuola, ci si può divertire a scuola, con poi dire ragazzi però cavoli va bene tutto, però questo argomento proprio non l'abbiamo studiato bene, non ha funzionato l'interrogazione al contrario, proviamo domani a fare un'interrogazione più tradizionale, va benissimo, il gioco mica riesce sempre, no? Però questo modo di fare entrare il gioco anche dentro la scuola, perché il gioco è una cosa seria
e a scuola si fanno le cose serie. Ma pensare che le cose serie siano sinonimo di noia, frustrazione, ansia è proprio sbagliato. Le cose serie sono tra le più divertenti che noi possiamo fare e il gioco è una di queste. Grazie. Grazie professor Mantegazza. Io invito le persone che sono presenti in sala, i ragazzi e le ragazze, a fare qualche domanda a Raffaele Mantegazza oppure a fare qualche commento su quello che hanno sentito. Nel frattempo ne abbiamo alcune dalle persone che ci stanno seguendo da remoto, che ringraziamo, e allora ti giro una prima domanda o sollecitazione. C'è una persona che ci scrive: professore, il gioco tradizionale è sudore, sbucciature, contatto fisico, mentre lo schermo dematerializza l'esperienza. Allora, se il bambino perde l'uso del corpo nel gioco, quali sono le implicazioni simboliche, cognitive, dal punto di vista pedagogico, di questa assenza del corpo che lei ha citato? Sono sicuramente molto gravi perché soprattutto i bambini e le bambine hanno proprio bisogno di mettere alla prova il proprio corpo nello sporco, nell'erba che ti macchia i pantaloni, nel sudore. Io appartengo ancora a quella generazione che è vissuta praticamente in campagna, non proprio quella dei film tipo L'abbro degli zoccoli, però io giocavo nei prati e nei prati c'erano le lucertole, c'erano le bisce d'acqua, c'era una piccola pozza dove c'erano le bisce d'acqua e imparavi a confrontarti con queste cose. E io trovo che questo sia una perdita grave, che i bambini e le bambine rischiano di non andare più a giocare in strada, rischiano di non sperimentare più il proprio corpo, no? Anche farsi il tagliettino, anche il papà che ti medica il ginocchio e soffia sopra perché così non brucia, no? Sono tutte esperienze fondamentali che ti danno il limite del tuo corpo, ti fanno capire che non sei onnipotente. Quando ero bambino, dietro casa dei miei genitori, stavano costruendo una casa di un'altra famiglia e avevano scavato le fondamenta, c'era questo enorme buco, poi per motivi che non mi ricordo, è fallita l'azienda, insomma c'è stato un grosso problema, l'hanno lasciato lì ed è arrivato l'inverno e si è riempito d'acqua. Cioè per noi bambini, ovviamente mio padre... No, adesso non tuffarsi addirittura, però mio padre, guai a te se vai lì, e naturalmente, insomma, per fortuna mio padre lavorava, era il nostro luogo, buttavamo le bottiglie di vetro tappate e poi coi sassi cercavamo di romperle, no? Con la paura, perché eravamo grandicelli, eravamo in quinta elementare, sapevamo che cadere dentro voleva dire rischiare di annegare, no? Però era il nostro lago personale, no? E anche lì il rischio, i genitori lo sapevano, ogni tanto qualcuno lanciava un occhio, però diceva vabbè ho capito, però come si fa a trattenere dei bambini di fronte a un dono così enorme che ti ha fatto il caso? E abbiamo fatto veramente di tutto in quel laghetto artificiale. Chissà cosa hanno trovato, poi quando hanno prosciugato per continuare le fondamenta hanno trovato tutte le robe che gli buttavamo dentro, quindi insomma i tesori della nostra infanzia. E oggi questa cosa come la recuperiamo? Cioè anche per gli adulti, come facciamo ad aiutare i bambini e i ragazzi a recuperare questa parte I boschi fisica? Però ci sono ancora, i boschi ci sono ancora, portando i bambini e i ragazzini in giro, portandoli al mare, portandoli in spiaggia, senza troppi supporti, dando loro da giocare veramente del fango, della terra, una palettina, no? Avendo fiducia nel gioco del bambino. Spesso i genitori adulti credono che i bambini non siano capaci di giocare e noi dobbiamo farli giocare, bisogna lasciarli in pace i bambini, creare le condizioni di sicurezza. Quando dei bambini stanno giocando, l'unico ruolo che ha l'adulto è stare attento che non si facciano male. Poi se il bambino ti chiede di giocare, entri nel gioco, ma altrimenti gli devi creare uno spazio sicuro per quanto è possibile nella vita avere spazi sicuri, anche uno spazio di rischio, non di pericolo, e poi farli giocare. Anche in città, si può fare anche in città, certo che se passano 400 macchine al minuto, lì certo, no, ci vogliono spazi bonificati per il gioco. Ci sono piazze che non hanno in alcune città, che non hanno nessun valore storico, architettonico, sono quasi dei parcheggi, è vietato giocare a pallone. Ma porca miseria, che danno fai? È una piazza che non ha un monumento che può... e farli giocare a pallone, dagli delle regole rispetto agli orari. Peraltro rispetto agli orari, ragazzi, pensate che un bambino di primaria torna a casa che sono le 4 del pomeriggio, fa merenda e
Quando gioca? Tenete conto che al nord d'inverno alle 5 è buio. E allora cosa facciamo? Lo portiamo a basket, lo portiamo a karate, lo portiamo a pallavolo, ma c'è un bellissimo giardino condominiale. E quelle volte che invece esce a mezzogiorno, no, dalle 2 alle 4 non si può giocare. E quando è che giocano questi bambini? Alle 4 è notte al nord, alle 5 è già buio. Io capisco l'esigenza, bambini lì sotto quella finestra non gridate perché c'è una signora anziana o c'è un bimbo neonato che sta dormendo. In questa zona del cortile giocate e bisogna un po' venirsi incontro, non possono pagarla sempre i bambini. Io capisco il diritto di tutti, però i diritti dei bambini sono sempre quelli che vengono per ultimi e non è giusto questo in un paese civile. Questo è un bel messaggio per i genitori e ci è utile anche per rispondere alla persona che ci ha scritto. Ai ragazzi e alle ragazze che sono seduti qui davanti, cosa diresti rispetto al gioco? Riappropriatevi del gioco. Come? Perché? Quando? Lavorando con i ragazzi della vostra età, e io devo dire che le terze e le quarte sono le classi che mi coinvolgono di più emotivamente, perché è un passaggio molto bello della vita, è un momento difficile, momento molto difficile. Quando faccio i laboratori, i vostri coetanei, quasi tutti, mi dicono: io rimpiango la spensieratezza dell'infanzia. Capisco, ma guardate che si può essere spensierati anche a 17 anni, ma anche a 60. Cioè prendervi del tempo per fare le cose solo per farle, senza dargli 50.000 significati, senza... ho voglia di fare sta cosa. Faccio del male a qualcuno? No. Faccio del male a me stesso? No. La faccio e basta. Gioco con il mio amico, ci troviamo con il mio amico, ci raccontiamo barzellette stupide. Basta che non faccia male a qualcuno, se racconto una barzelletta che offende qualcuno non lo faccio, no? Però noi continuiamo a caricarvi, noi adulti, colpa nostra ragazzi, di caricare di significato tutto quello che fate. Ma tu hai messo quella maglietta con 3 righe perché in realtà volevo, ci ho messa perché la mamma me l'ha lavata, non mi rompere le scatole su qualunque gesto faccio. Qui mi aggancio però su una questione importante, la differenza tra paura e ansia. Il gioco ti fa paura. Io quando giocavo a nascondino, da piccolo, avevo una gran paura quando ero nascosto, che mi scoprissero, però volevo sempre giocare a nascondino. Il mio gioco ideale era nascondino, proprio per quella paura, perché sapevo che la persona non mi avrebbe picchiato, mi avrebbe fatto star sotto la prossima volta. Non mi giocavo niente di reale. Non è come quando hai paura perché uno ti insegue e ti vuole derubare o ti vuole picchiare. E quindi cercavo la paura. Però la differenza tra paura e ansia rispetto al tema della scuola. Io ho preso le mie belle insufficienze. Io non ero uno studente con tutti 9 e 10. Anzi, matematica e fisica, diciamo che la fisica soprattutto. La fisica per me è un oggetto di fede, cioè il professore mi diceva: dimostrami questo teorema. No, non glielo dimostro, io ci credo. Se lo dice lei ci credo, ma no, guarda che non funziona così. Perché per me la fisica era una roba che non ci capivo quasi niente. Niente no, ma insomma. Quando io facevo una verifica, ecco, voi siete in terza, no? Voi in quarta, voi in terza. Quando io in terza facevo una verifica di fisica, avevo paura, timore, no? Ma perché paura? Cosa mi poteva succedere? Che prendevo un'insufficienza, che i miei genitori si arrabbiassero, in realtà non si arrabbiavano più di tanto, però che magari non andavo a basket per una settimana, alla peggio che prendessi quello che oggi si chiama debito. Cosa succedeva in quel caso? I miei genitori un po' si arrabbiavano ed d'estate dovevo prendere lezioni private. Colleghi insegnanti, lo so, sappiamo che non è colpa nostra, ma questi ragazzi se prendono due insufficienze di filo in una materia, poi gli si dice che non prenderanno 100 alla maturità, e se non prenderanno 100 alla maturità non potranno iscriversi a certi corsi di laurea, e se non si iscriveranno a certi corsi di laurea non potranno fare il lavoro che preferiscono. Siamo diventati pazzi. Noi adulti siamo diventati pazzi, altro che i ragazzi che hanno l'ansia, siamo impazziti. Ma com'è possibile che un momento di crisi in terza, a quest'età fisiologico, ti ha lasciato la ragazzina, sta poco bene tua mamma, stai vivendo un cambiamento tuo, prendi 4 insufficienze, è normale, non c'è essere umano. No, quella roba lì ti condiziona il 100 fra 2 anni e mezzo. Com'è possibile che in quarta si facciano i talk per il Politecnico? A metà della quarta, adesso.
Questi ragazzi hanno ancora 1 anno e mezzo da andare a scuola, devono imparare ancora il 70% di quello che gli dà il liceo, perché in prima e in seconda hanno imparato le basi, in terza si comincia a crescere, quarta, nella quinta gli diamo il massimo. No, devono scegliere ancora prima, scuola media, devono scegliere la scuola a gennaio. Febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno non contano niente. Per certo che hanno l'ansia. Hanno l'ansia perché l'errore viene pagato spalmato su tutta la vita. E noi dobbiamo però, questa cosa qui non può continuare, scusate, non può continuare. Una scuola che mette i ragazzi in condizione di dire, guarda, hai sbagliato, non di dire, hai sbagliato questo compito, non va bene, devi rimediare, guarda, al limite ci rivediamo ad agosto per l'esame per il debito, no? No, basta, spalmato su tutta la vita. E questa cosa è terribile, altro che gioco, è diventata una cosa tremendamente ansiogena. E proprio la differenza tra paura, io non userei il termine paura, timore. D'altro canto, ragazzi, c'è una bellissima intervista a Roberto Benigni, quando faceva teatro, dice, quando si sta aprendo il sipario, io me la faccio sotto. E per questo faccio l'attore. Per quei 30 secondi in cui si sta aprendo il sipario, dici, oh ragazzi, ma oggi come andrà? Quando uno sta tirando un calcio di rigore al 90°, gli si sconvolgono le budella, ma è per quello che giochi a calcio. Però sbagli il rigore, l'allenatore ti dà una pacca sulla spalla, dai, su, vabbè, al ritorno gliene diamo 4. E finisce lì. Il 4 in fisica finisce lì. Va avanti magari per qualche settimana. Questo è il problema. E recuperiamo dal gioco il fatto che il 4 in fisica è un gioco, ed essendo il gioco una cosa seria, è ancora più seria che se gli diciamo, se vai avanti così non sarà mai nessuno nella vita. Basta, non si possono dire queste cose, nemmeno implicitamente, ragazzi. Scusate, ma questa cosa dovevo dirla e l'ho detto. E ti ringraziamo per questo. Allora io vorrei fare solo un piccolissimo rilancio per gli studenti e le studentesse che sono qui, perché quando tu ci hai mandato la sintesi di la presentazione di questo incontro, hai detto ci sono 2 elementi che fanno del gioco il gioco, la gratuità e la socialità. E vorrei sottolinearlo perché nel video che abbiamo visto prima, proprio dalle testimonianze dei ragazzi, c'era: abbiamo fatto una cosa che non aveva voto, dove non dovevamo essere prestazionali, dove non ci veniva richiesto niente, e questo ci ha molto sorpreso, non ce lo aspettavamo, e poi ci ha fatto stare bene fra di noi. E allora il messaggio di oggi è proprio: giochiamo di più, riprendiamoci il gioco, che è questo, mentre il gioco d'azzardo tradisce tutte queste dimensioni, e questo è stato il tuo contributo oggi. Quindi un ringraziamento veramente... Posso fare invece un ringraziamento a voi? Perché quest'ora e 40 ho sentito un silenzio, di quei silenzi caldi, belli, di persone che stanno ascoltando. A parte il silenzio comunque come forma di educazione, di rispetto per chi sta parlando, non è una cosa scontata, ma vi ho sentiti proprio attenti, dentro le cose. Ed è perché è così, perché non è vero che i giovani sono casinisti, che i giovani non gliene frega niente, che i giovani... non è vero. Siete l'ennesima dimostrazione che i ragazzi e le ragazze hanno una grande disponibilità ad ascoltare, ad essere ascoltati, e quindi vi ringrazio perché non era una cosa scontata, mi fa molto piacere che abbiate accolto le mie parole in questo clima così caldo e così bello. E gli facciamo anche un applauso. E allora l'applauso naturalmente anche per Raffaele Mantegazza, che ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie per questo contributo che hai dato al nostro Festival Cambio Gioco, che continua, e quindi invitiamo tutte le persone che ci stanno seguendo a tenersi aggiornate attraverso il sito www.cambiogiocoul6.it. Vi aspettiamo per il prossimo appuntamento questa sera con la dottoressa Barbara Laura Alaimo per un incontro dal titolo Il linguaggio che cura. UL6 Euganea di Padova vi ringrazia di cuore per aver partecipato e vi dà appuntamento ai prossimi incontri di Cambio Gioco. Buona continuazione di giornata a tutti.